Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo. Questo è il Palasorbo, questa è Roma Eboli, la sfida che apre la seconda giornata di ritorno della Serie A Quinto. Tocco con l'esterno per Michel che cerca Fortino, gran pallone, gran controllo, gran tiro, ma c'è la risposta di Dalcin. Venanzio sulla destra, centralmente Lavrendi, in mezzo a due, sguscia via, giocata. Poi il triangolo e la conclusione, super gol di Felipigno, passa avanti la Feldi Eboli, 1-0 per la squadra campana dopo 87 secondi di gara, che cambia idea considerando lo scivolone di Felipigno in avanti. E allora da dietro con Calderolli, le Volpi che rischiano, perdono un brutto pallone, attenzione, Cutrone davanti a Dalcin, lo grazia così. Echevarria, duello con Cutrupi, 1 contro 1, il colombiano sulla sinistra, sempre lui, Echevarria mette in mezzo sul secondo palo, deve solo spingere in rete Selusio che trova il gol del 2-0, raddoppio Feldi Eboli al 12° del primo tempo. Si allarga, va da Venanzio, ancora Felipigno, finta, conclusione palo, l'aveva preparata benissimo Felipigno. Ceccarelli, Balducci con i piedi, pronto al lancio, effettuato, diventa un tiro facile per Dalcin che con le mani va a cercare Echevarria, testa di Ceccarelli e poi il gol di Echevarria, la combinata grossa la Roma, frittatona, e tris della Feldi che ringrazia e scappa via. 157 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo. Ricardinho osserva il movimento dei compagni, poi va da Avellino, si torna da Ricardinho che sulla destra può puntare, duello con Mateus, 1 contro 1, Ricardinho si accentra, Ricardinho con il bacino, incrocio dei pali, super giocata di Ricardinho e qui la fortuna aiuta la Feldi, colpisce male, pallone sopra la traversa, è arrivata nel frattempo la sirena, finisce qui la prima frazione. Cenno d'intesa tra i due arbitri, cenno d'intesa con il cronometrista, fischietto in bocca, si ricomincia. Venanzio all'indietro per Calderolli, Avellino forte in mezzo, Ceccarelli non trova la deviazione vincente, chance per la Roma. Rimessa dal fondo per la Feldi Eboli, Dalcin, testa di Avellino, tocco di Fortino, Ceccarelli rischia, perde il pallone, Echevarria esulta, arriva il poker della Feldi, la doppietta del numero 15, 4-0 per la squadra di Antonelli. Selusio in mezzo, conclusione e arriva un altro gol, questa volta a segnare è Braga, 5-0, pokerissimo Feldi Eboli. Michel, Avellino, Cutrupi, Fortino, Cutrupi, Avellino, Cutrupi, Fortino in mezzo e il pallone alla fine termina in rete, arriva il gol della Roma che accorcia le distanze. Venanzio, Calderolli, Lavrendi con calma ma sempre con qualità la Feldi. Lavrendi punta, fermato, ripartenza Roma, Ricardinho calcia, palo, poi ancora Ricardinho, Lavrendi recupera, Lavrendi per Braga che passa, rimpallo, Braga davanti a Balducci, suolata e conclusione sull'esterno della rete. Il tocco di Turrisi in fallo laterale. Mateus, Selusio, profondità, gran pallone, Calderolli con lo scavetto, lo voleva fare bellissimo, palla alta di poco.
Pallone per Turrisi che ha spazio, Turrisi, fortunato, Turrisi sul palo. Terzo legno della Roma. Senza fretta il numero 11. Suola e poi accelerazione a saltare Turrisi, esterno per Mateus con il mancino, tocco probabilmente di Calderolli. Ciò che conta è che la palla finisce in rete. 6-1 Feldieboli. Termina qui la sfida del Palasorbo. Grande prova di forza della Feldieboli che vince 6-1 sul campo della Roma 1927.